esterno all'ape, dopo magari vediamo un po' l'interno anche dell'architettura. Il portico invece è del 1200, leggermente successivo. Un portico che ha avuto e ha tuttora un'importanza non solo di separazione tra la vita dei campi e l'interno della chiesa, ha una funzione sociale perché ad esempio quando c'è anche la sera di Natale, della messa di Natale, molto spesso qui si mettono dei tavoli, si portano i parrocchiani o l'associazione porta da mangiare e da bere, potete anche immaginare cosa, no? Qui sotto il portico si trovavano i parrocchiani alla fine delle funzioni religiose e facevano gli affari, no? I notai, era coloro che sapevano leggere e scrivere, facevano i rogiti. E in calce oggi si trova scritto molto spesso scritto sotto portico Ecclesia Brevis, cioè proprio scritto qui sotto. Un'altra funzione del portico è stata quella di aver protetto questi affreschi che sono del 1300. Questi sono gli affreschi sicuramente di minor pregio di tutta la Pieve. Sant'Antonio Abate, con Fossè di Sant'Antonio, no? Protettore degli animali, che in questa chiesa non si sa perché, ma non ha mai avuto l'onore di stare insieme al santo, ma non si è raffigurato lui sempre fuori, chissà perché. Poi c'è Maria in trono, Maria che allatta il bambino Gesù, tant'è che è riconosciuta come la Madonna del latte, una delle tante Madonne del latte che si trovano raffigurate. Nei secoli le nutrici sono venute qui a pregare Maria per avere il dono del latte. E se all'interno della chiesa ci sono i santi canonici, poi li vedremo un po' meglio, questi devono essere santi di pronto intervento. Nel senso che se la chiesa è chiusa e si ammala la mucca o la donna ha problemi di alluttamento, ha subito il distributore automatico di santità, come chiamo io. Perché? Perché erano sempre disponibili a tutte le ore. Antonio Abate, come abbiamo visto sulle foto che si vede. E poi è importante quel San Giacomo di Compostela col drappo giallo, protettore dei viandanti. Il simbolo dei compostelliani è la conchiglia bianca, la capasanta, che è raffigurata proprio sulla falda del cappello, alla destra della barba del mento. Uno degli affreschi più significativi e importanti della Pieve è proprio questo qui, che si intitola Il Cristo della Domenica. Il terzo comandamento dice: ricordati di santificare la festa. Tutto ciò che l'uomo compie la domenica, giorno dedicato al Signore, che non sia una preghiera, il pensiero rivolto a Lui, lo ferisce. E difatti vedete che Cristo ha un fiotto di sangue che unisce la sua ferita a tutti quegli strumenti che identificano il lavoro dell'uomo fatto durante la festa. Siamo nel 1300, in epoca dunque medievale, e sono raffigurati i vari strumenti che vanno dall'incudine alla pinza, quindi il lavoro del fabbro, lo specchio del fiere, diciamo così, del fiere, la botte rovesciata con i dadi, che giocavano a dadi, le bestemmie, tutti gli attrezzi agricoli sotto, e in alto a sinistra lì c'è il coltello del macellaio, la mano che sgrava i soldi. Ecco, nel 1300 i primi monti di pegno a Treviso, quindi questa attività di prestito, di usura, forse anche i guai che tirano il carro, la donna con lo spiedo, quel cesto, no, con i pani o le uova, e poi in basso anche il letto con i coniugi. Nel 1602 il vescovo Mocenigo sente che c'è qualcosa che non va negli affreschi della Pieve, fa la visita pastorale e ordina di distruggere questo affresco pena l'interdizione della chiesa. Siamo in piena controriforma, non era più possibile, pensabile di avere raffigurazioni simili sulle chiese, e quindi ordina così. E io dico sempre, vedete la fortuna di essere in periferia dai centri del potere. Qui i parrocchiani hanno detto: beh, aspettiamo un po', il parroco, il Pievano, anzi, perché questa è la Pieve, Pievano, era un po' ribelle, sta di fatto che per fortuna abbiamo ancora questo affresco, che in molte altre chiese invece è stato distrutto, e ce ne sono rimasti circa una sessantina
In tutto l'arco alpino, dalla Slovenia al cantone di Grigione in Svizzera, questo è uno dei meglio conservati. Se andate anche in internet a vedere Cristo della Domenica, trovate questo tra le prime immagini, proprio perché il portico l'ha protetto dalle intemperie. Ma perché